Porte aperte sui cantieri delle grandi opere della bonifica veneta contro il rischio idrogeologico. È Bonifica sotto le stelle, l'appuntamento organizzato dai consorzi di bonifica del Veneto e dedicato quest'anno alla visita delle casse di espansione di Trissino e Caldogno, opere fondamentali per la messa in sicurezza dei territori che furono duramente colpiti dall'alluvione di Ognissanti del 2010. A Trissino in particolare sono in fase di avvio i lavori di ampliamento delle aree golenali per sostenere il bacino di Montebello in caso di piene straordinarie. Un'opera da 23 milioni di euro seguita dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta che si concluderà a metà 2018. Quando l'acqua aumenta di altezza e il fiume aumenta di portata, automaticamente l'acqua va a finire dentro il bacino che abbiamo qui alla nostra destra. Una volta riempito, quindi l'acqua, come sappiamo, fa il suo livello, l'acqua continua per la sua corsa fino ad arrivare, magari se non è la portata sufficiente per defluire dal fiume, all'altezza di Montebello, di Montecchio, dove ci sono le prese, e in quel momento vanno aperte le paratoie e va a regimare la parte in eccesso nel bacino di Montebello. A Caldogno invece il nuovo bacino di laminazione servirà a raccogliere le acque del Timonchio, torrente affluente del Bacchiglione. Costerà 46 milioni di euro e sarà pronto entro settembre. Grandi opere per prevenire che tuttavia non bastano per garantire la sicurezza tutti i giorni nel territorio veneto. Noi alla Regione ora chiediamo di continuare gli investimenti che si sono fatti dopo il 2010 per le grandi opere, di continuare questi investimenti anche nelle piccole opere che sono altrettanto importanti e sono altrettanto sentite dalla popolazione. Di questi noi ne abbiamo 123 progetti per 390 milioni di euro che assieme alla Regione abbiamo già mandato alla richiesta di finanziamento presso Italia Sicura, presso il Ministero a Roma. Un messaggio alle istituzioni regionali, alleate dei consorzi di bonifica nella prevenzione del rischio idrogeologico e nella ricerca di fondi per finanziare il piano di 123 cantieri già cantierabili. Siamo riusciti in questi mesi anche a portare avanti le concessioni sulle derivazioni che ci apriranno grandi finanziamenti sul piano idrico nazionale, quindi ci aspettiamo per il Veneto almeno 70-80 milioni da Roma da investire direttamente nel territorio per la messa in sicurezza dei nostri fiumi e delle nostre reti minori. E io penso che se il governo sbloccherà finalmente questi 300 milioni che sono fermi lì a Roma, entro l'autunno noi saremo già in grado di operare. Noi siamo forse la prima regione con i nostri consorzi di bonifica a essere pronta con già i progetti pronti. Uno dei pilastri anche dell'ultimo programma elettorale, ma dell'attività del Presidente Zaia, è proprio quella della messa in sicurezza idraulica del territorio del Veneto, e quindi a fianco ai geni civili i consorzi di bonifica hanno un ruolo importante, lo hanno avuto anche in opere appunto di grande volume finanziario, ma anche di volumetria idraulica, e penso che alcune cose che abbiamo appunto nel programma della difesa idraulica del Veneto vedranno i consorzi ancora protagonisti.